Buongiorno, buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, poi vi ricordo anche un SMS WhatsApp per inviarci i messaggi che è il 346 64 277 56. Allora, quest'oggi più tardi alle 11 avremo ospite il critico d'arte Vittorio Sgarbi, ma adesso in questo momento in collegamento telefonico con noi abbiamo il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti. Allora, grazie mille di nuovo Walter per aver accettato il nostro invito. Allora, Walter, guardando la tua pagina Facebook, ho visto che sei stato in piazza con i dipendenti di Mercatone 1. Raccontaci un po' cosa ti hanno chiesto e che giornata è stata, ecco. Ma allora è stata una giornata abbastanza tesa di piazza, intendo, nel senso che queste persone legittimamente sono venute ad urlare tutto civilmente, ad urlare tutto il loro disappunto rispetto alla pessima situazione che si è creata in pancia a questa società. Chiedono di fatto delle garanzie ed è giusto che le chiedano. Io ho visto in piazza delle madri di famiglia, dei padri di famiglia che hanno investito gli ultimi 15-20 anni della propria vita rispetto ad un'azienda, appunto la Mercatone 1, che come è noto nel giro di qualche ora ha chiuso gli stabilimenti lasciando per strada di fatto circa 1800 persone. Ricordiamoci sempre che dietro queste 1800 persone, come accennavo prima, ci sono 1800 famiglie, 1800 figli, 1800 padri e madri, sì. E ci hanno chiesto una mano. Noi siamo scesi in piazza con una delegazione di Fratelli d'Italia, abbiamo riferito loro io ho depositato una risoluzione parlamentare in Commissione Lavoro per cercare di impegnare l'esecutivo a risolvere quanto prima la situazione, perché vedete in questi casi, cioè quando ci sono questi casi di queste aziende che ad un certo punto prendono, chiudono, o anche di altre aziende che cercano di delocalizzare in qualche ora, in qualche giorno, il problema di queste persone è che da un momento all'altro non vedono più futuro, certo. innanzi a loro, e il problema è un problema assolutamente serio. E quindi ci hanno chiesto una mano. Noi andremo avanti con questa risoluzione parlamentare, perché quello possono fare i deputati, sì. in commissione lavoro. Entro il 14 ci sarà il prossimo mese e ci sarà probabilmente entro il 14 dovrebbe essere di questo mese, ma probabilmente sarà prorogato di qualche tempo. In teoria dovrebbero esserci i nuovi commissari di questa azienda, considerato che gli altri commissari si sono dimessi. Mi chiedo in ultimo, quindi noi ci siamo al loro fianco, sì. Mi chiedo in ultimo come si faccia a poter affidare un'azienda importante come Mercatone 1 ad una holding maltese il cui capitale totale, se non ricordare, interamente versato era attorno ai 10-15 mila euro. Certo. Ritengo si sia fatta un'operazione di un certo tipo. Io non voglio accusare nessuno, nel senso che se ci dovessero essere delle cose poco chiare, eventualmente ci sarà la magistratura a doverle accertare, e sì. le varie procure, però ritengo che la situazione si sia un po' creata, ecco. E quindi non vorrei ci trovassimo un'altra volta innanzi ad un caso di un'azienda italiana che di fatto in pochi mesi è stata svuotata da parte di qualche capitale finanziario che non ha proprio a cuore le sorti dei lavoratori quanto i conti in banca. Ok, Walter, senti, cosa c'è in programma questa settimana alla Camera? Ma questa settimana non abbiamo tantissime cose, nel senso che purtroppo verrà messo su di un decreto l'ennesima fiducia, probabilmente già domani sera, e quindi andremo a votare un'altra fiducia per poi chiaramente continuare a fare il lavoro di commissione. Una cosa, se posso, anche rispetto agli ascoltatori, che forse magari non tutti sanno come avvengono i lavori dell'Aula. Sì. Quando viene posta la questione di fiducia, e perché probabilmente un decreto deve necessariamente uscire, deve essere convertito, la Camera dei Deputati si ferma per 24 ore, quindi per 24 ore non ci sono più le commissioni, per 24 ore
non c'è più nulla e si attende effettivamente la fiducia. Ci sarà la fiducia, lo rinnovo, la posizione della questione di fiducia domani sera rispetto al cosiddetto decreto crescita. Sì. Cercheremo chiaramente di fare la nostra parte, quantomeno sugli ordini del giorno, che sono uno strumento che permette ai deputati di poter far sentire la loro, perché una volta che si vota la fiducia, il decreto in aula è inemendabile, nel senso che non si possono più apporre delle modifiche. Comunque sul decreto crescita questa settimana ci sarà questo passaggio. Walter, l'8 giugno è stata la giornata mondiale degli oceani. Tu hai presentato una proposta di legge proprio per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare per la protezione dell'ecosistema marino. Cosa c'è scritto in questa tua proposta? Allora, ti ringrazio tantissimo, perché oltre che ad essere persona attenta e quindi segui effettivamente il nostro lavoro, è una cosa a cui io tengo particolarmente. Sì. Quante volte negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, giustamente anche la politica si è occupata di rifiuti, si è occupata di plastica. Quante volte noi anche sui social guardiamo e osserviamo immagini che sono secondo me terrificanti di queste isole oramai formate dalla plastica in mare, piuttosto che a qualche tartaruga, che vediamo purtroppo il relitto di qualche tartaruga o di qualche pesce che è proprio invasa dalla plastica. Allora a me è venuta un'idea qualche tempo fa, che ho cercato di convertire in una proposta di legge che spero verrà calendarizzata trasversalmente, attenzione, perché quando si parla di certi temi io guardo poco le bandiere. Certo. Semplicemente per poter dare una mano a due categorie: alla categoria degli oceani, dei mari, e alla categoria dei pescatori. Allora mi è venuto in mente di unire le due cose e dico, i nostri pescatori molto spesso anche con il fermo pesca, piuttosto che con le difficoltà che sta vivendo la pesca attualmente in Italia, ci sono armatori che sono fermi oramai da molti anni e da molti mesi, possono uscire e al posto che raccogliere il pesce raccolgono plastica. Sì. Una volta che raccolgono la plastica, in questo momento, essendoci un vuoto normativo, il pescatore, ovvero il peschereccio che raccoglie magari tra le reti questa plastica, molto spesso fa fatica a portarla al porto e a conferirla nel giusto modo, perché per loro è un rifiuto speciale. Quindi addirittura paradossalmente se i pescatori si trovano una rete piena di plastica o mezza piena di plastica, la ributtano in mare, perché per loro effettivamente è un costo, cioè andare a conferirla al porto diventa un costo, devono pagare un tot al quintale o alla tonnellata. E quindi dico, creiamo un fondo ad hoc, non servono neanche tantissimi soldi, però creiamo un fondo ad hoc per cui queste persone che magari nei periodi di fermopesca non sanno cosa fare, vanno in giro per i nostri mari, raccolgono la plastica e li premiamo, nel senso che al posto che fare pagare loro, noi diamo un incentivo di 40, 50, 60 euro a quintale rispetto al raccolto, per creare così un meccanismo virtuoso anche in questo senso. Io penso che su una cosa del genere, al netto che la proponiamo noi, si possa essere più o meno tutti d'accordo, perché sapete la cosa che a me fa più tristezza rispetto alla politica è che moltissimi vanno in piazza a battersi il petto, si alzano in aula per fare interventi illustri a difesa dell'ambiente, piuttosto che, però poi alla fine serve fare le leggi e serve farle rispettare. Io ho cercato di fare nel mio piccolo questa proposta. Senti Walter, per quanto riguarda le elezioni in Sardegna, no? Ci sono state ieri le comunali, no? Il centrodestra si è anche confermato, ad esempio Truzzu del centrodestra è diventato sindaco di Cagliari, leggo proprio adesso. Che ne pensi di questi risultati? Beh, penso, se in questo caso mi permettete un po' una posizione di parte, che Fratelli d'Italia abbia fatto uno splendido lavoro in Sardegna, che abbia fatto uno splendido lavoro scegliendo una persona giusta come Paolo Truzzu a Cagliari. Siamo di fatto il primo partito, e penso anche che ci sia sicuramente un futuro importante per il centrodestra in Italia. Vedo un Movimento 5 Stelle ancora una volta molto in difficoltà in Sardegna, nel senso che non si sono praticamente quasi presentati alle elezioni amministrative, se non in un comune dove hanno preso, mi pare, sotto il 14%, quindi effettivamente anche lì sono un crollo verticale in termini di consensi. Però vedo un centrodestra soprattutto a trazione
Fratelli d'Italia e Lega, che effettivamente può essere molto, molto performante sia dalle elezioni regionali sia alle elezioni amministrative e poi anche, chissà, in pancia alle prossime elezioni politiche, che per adesso non sappiamo ancora quando saranno, però insomma c'è un po' di burrasca nell'aria. Benissimo. Senti Walter, ti faccio anche un'ultima domanda. È estate, no? Molto spesso gli animali vengono abbandonati, anche su questo voi di Fratelli d'Italia come la pensate? Sì. Beh, voglio dire, posso usare un termine forte? Sì. Bene, chi abbandona gli animali è un grande coglione, nel senso che Sì. oltre che a fare un danno, voglio dire, a questi animali, soprattutto poveri, ai cani, ma anche ai gatti, insomma, però crea un vero e proprio pericolo a livello sociale. Crea dei pericoli per quanto riguarda chi li abbandona in autostrada o chi li abbandona tra le strade, crea un pericolo per coloro che magari passano dopo in macchina, creano un peso effettivamente in termini anche di sanità, perché poi alla fine questi animali fortunatamente qualcuno li raccoglie e le strutture purtroppo sono piene. Ho letto recentemente, nelle ultime ore, che ci sono già stati, mi pare, in Italia 300 o 400 abbandoni in un fine settimana, nei primi fine settimana di caldo, e ritengo che chi viene beccato a fare un'azione del genere debba farsi qualche anno di galera, perché questo è, io sotto quel punto di vista sono assolutamente tranchant. E quindi se le persone non riescono potenzialmente a pensare di potersi permettere da qui ai prossimi 10-15 anni un animale, non lo prendano, lo lasciassero stare, lasciano insomma gli animali alle persone che cercano, anzi che sicuramente li curano e non li abbandonano in strada. È una battaglia sicuramente di civiltà. Sì. C'è una frase che io cito molto spesso, che è trinta e ritrita, di un personaggio che si chiamava Gandhi, che diceva che il livello di civiltà di una nazione lo si vede da come questa nazione tratta gli animali. Ecco, io tenderei a non voler più vedere quelle scene assurde ed allucinanti, insomma, che abbiamo visto sino purtroppo a qualche ora fa. Però la cosa fondamentale è questa: una volta che vieni beccato a fare una porcheria del genere, io non sono neanche per una sanzione amministrativa piuttosto che, sono proprio per il carcere, nel senso che tu ti fai 6 mesi, un anno di carcere, dopodiché ti fai anche un tuo percorso presso i servizi sociali da qualche parte per poter capire che effettivamente insomma devi rigare e devi andare avanti un po' meglio nella tua vita. È, immagino, una grande battaglia di civiltà, unite chiaramente insomma a tutto quello che effettivamente si sta facendo poco anche nel rispetto della persona. Senti Walter, prima di lasciarti vorrei anche un tuo parere su quello che sta succedendo, no? Per quanto riguarda le procure, no? La bufera sulle procure. Oggi Huffington Post titola: nelle nuove intercettazioni pubblicate dall'Espresso tutte le trame di Palamara, Lotti e Co. Se mi intercettano diranno che sono la P5. Tu che ne pensi? Io penso che sotto quel punto di vista, rispetto a quanto è accaduto drammatico per quanto riguarda le procure, per quanto riguarda insomma tutto quello che tutti noi abbiamo letto nelle ultime ore, ci sia da fare una tabula rasa, ci sia da riazzerare tutto e ci sia da ripartire, da rinominare chiaramente anche tutti i vertici apicali. Trovo che sia abbastanza triste per i cittadini, ma non soltanto per i cittadini, leggere di un certo tipo di intercettazioni. Anche qui però dico una cosa, forse un po' in dissenso rispetto alla massa. Bisogna capire quando e se una persona può essere intercettata, perché mi pare del tutto evidente che siamo ancora e viviamo ancora, se Dio vuole, in uno stato di diritto, e c'è una carta costituzionale che parla proprio, insomma, anche sotto alcuni punti di vista, di una cosa che all'epoca non c'era ma che oggi c'è, che è la privacy. Dopodiché benissimo, chi sbaglia deve essere punito nel modo più assoluto, soprattutto chi sbaglia a livelli apicali. Però le famose intercettazioni su questo Trojan, che è questo virus particolare, io attenzione non me ne intendo, questo virus particolare che viene iniettato all'interno dei dispositivi, e quindi insomma serve farci un po' di chiarezza. Per quanto riguarda tutto il resto, abbiamo capito che è stata fatta veramente una pessima figura, fughe di notizie, uso strumentale di alcune altre, eccetera eccetera.
secondo me siamo arrivati al punto in cui si deve azzerare tutto e ripartire. Benissimo. Spero meglio, ripartire spero meglio, chiaramente. Allora, grazie mille Walter per essere Grazie stato a voi. qui con noi, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie mille a Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia. Ciao Giulio. Buongiorno Antonio, buongiorno a te. Buon lunedì e buon inizio settimana. Allora Giulio, hai visto un po' questi risultati qui in Sardegna? Sì, allora Cagliari ha vinto al primo turno il centrodestra. A te piace la Sardegna, giusto? Ma insomma, non più di altre regioni per la verità. Comunque, a Cagliari vince il centrodestra, Truzzo sindaco, e così come ad Alghero vince sempre il centrodestra. Sono le due città principali, mentre oltre a Sassari, naturalmente, che è la città capoluogo, dove si andrà al ballottaggio. E poi c'è stata la notizia rilanciata, ne abbiamo parlato prima, anche da Matteo Salvini, la notizia del primo sindaco eletto per la Lega in Sardegna. In un piccolo paese, ma insomma, come si chiama? Un personaggio anche interessante, perché meccanico e agricoltore. Vediamo un po'. Ecco, non lo trovo il paese. Vabbè. Aspetta, te lo dico subito. Te lo dico subito come si chiama, perché ne abbiamo dato conto prima. E ne parla anche Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Ne ha parlato Eugenio Zoffili, che è il responsabile della Lega in Sardegna. Te lo dico subito, eccolo qua. Si chiama Tittino Cau, da Illo Rai. Siamo in un piccolo paese di 850 anime nel Sassarese. Tra l'altro lì ha lanciato l'iniziativa contro lo spopolamento, che è un progetto più generale che riguarderà tutta l'isola, tutta la Sardegna. E comunque il primo sindaco leghista in Sardegna fa notizia e Matteo Salvini lo ha rilanciato proprio stamattina, nonostante si trovasse negli Stati Uniti. E oggi alle 15 ora italiana e alle 20 ore italiana incontra il segretario di Stato, cioè il ministro degli esteri Pompeo, e il vicepresidente Mike Pence. Sì. Senti Giulio, io nel frattempo leggerei alcune notizie, no? Le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa, nell'attesa poi alle 11 di collegarci con Vittorio Sgarbi. C'è stata una notizia di cronaca, c'è stato un omicidio durante una lite a una festa di paese, il delitto nel comasco. Nella notte è stato interrogato un sospettato, un giovane è stato accoltellato domenica sera durante una lite a una festa di paese nel comasco ed è morto poco dopo in ospedale. La vittima, 25 anni, si chiamava Hans Junior Krupe, nato a Como da genitori olandesi e viveva a Veniano, nel paese di 3.000 abitanti in provincia di Como, dove è avvenuta l'aggressione. Secondo i primi accertamenti il giovane sarebbe stato accoltellato ad un fianco durante una lite scoppiata con un gruppo di giovani in una zona appartata del parco comunale dove si teneva la festa del giugno venianese. Vediamo un po' che altre notizie ci sono, che ci giungono. Allora, vediamo un po'. Pedofilia, un arresto nel Lodigiano, l'indagine dei carabinieri coordinati dalla Procura di Milano. Un 45enne è stato arrestato nel Lodigiano dai carabinieri con l'accusa di produzione e detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale e corruzione di minorenne. Lo hanno riferito i militari del comando provinciale di Lodi. L'uomo è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Milano. Allora Giulia, adesso andiamo in pausa pubblicitaria e ci risentiamo tra pochissimo.